Ciao ed eccoci qua, siamo all'ultimo giorno della prima settimana di questo viaggio incredibile. Ehm, 5 grandi incontri oggi, dopo aver incontrato incubatori, start-up, abbiamo fatto 5 grossissimi player tra ieri e questa mattina e oggi pomeriggio. Ieri siamo stati in Salesforce. Salesforce è semplicemente l'azienda che negli ultimi 3 anni è stata premiata come l'azienda più innovativa al mondo. Là c'è l'innovazione per eccellenza, 7.000 dipendenti a San Francisco, proprio sulla baia, stanno per costruire il grattacielo che sarà il grattacielo più alto della città. Lì in quel grattacielo c'è una concentrazione, ci sarà una concentrazione di intelligenza inimmaginabile. Salesforce è costruzione di piattaforma per l'interazione, quindi relazioni fra le persone, fra aziende e persone, fra aziende e aziende. Cito solo un cliente fra i tanti che loro hanno, Uber, col quale stanno sviluppando l'evoluzione della piattaforma originariamente disegnata da Uber. Uber trasporterà tutto, trasporti urbani, non più solo persone, quindi sostituzione del traffico ordinario che è quello dei taxi, bensì trasporterà oggetti, trasporterà cibo, fiori, bevande, addirittura trasporterà animali che magari dei bambini che non hanno la possibilità di averli in casa desidereranno averli per un paio d'ore per giocarci, per cui c'è già tutta l'organizzazione. Ti porteranno l'animale, ci giocherai a casa, lo farà Uber e dopodiché verrà riportato l'animale lì da dove è stato prelevato, immagino un veterinario, un allevamento. Fantastico. Trasformazione del mercato dei trasporti, il che significa traslando trasformazioni importanti in tantissime altre industries. Secondo incontro di ieri, scusate, è stato in Nuance. Nuance è l'azienda in questo momento più evoluta al mondo per quanto riguarda il riconoscimento biometrico, quindi ad esempio il riconoscimento vocale. I computer, l'intelligenza si è evoluta a dei livelli inimmaginabili. Non si tratta più quindi di costruire macchine intelligenti, ma di costruire macchine intuitive, quindi la capacità di riconoscere non tanto il significato letterale di una richiesta, ad esempio un cliente che dica desidero acquistare una nuova casa, bensì il significato recondito, implicito, che potrebbe essere rappresentato nello stesso caso da un cliente che dice desidero cambiare il luogo dove andare a vivere, che non necessariamente significherebbe una nuova casa, ma stante la capacità del computer di rilevare le intenzioni di quella frase. Si tratta di algoritmi sostanzialmente. L'algoritmo ormai è diventato qua in Silicon Valley come dei prodotti che servono a fare delle formule alchemiche, proprio delle magie a tutti gli effetti. Quindi poter dedurre le intenzioni. Stiamo passando dalla intelligence generation alla smartness generation, quindi non più intelligenza letterale come nel caso della frase, ma la capacità intuitiva di dedurre quelle che sono delle intenzioni non necessariamente esplicitate espressamente. Poi siamo stati in PayPal. PayPal, che dire, PayPal è sostanzialmente la piattaforma sulla quale circola gran parte del denaro digitale di questo pianeta. Ci hanno raccontato cose sulle quali ci hanno chiesto riservatezza, per cui non le posso condividere, ma devo dire che il tema, ad esempio, delle monete, delle criptomonete, le cryptocurrency è di grandissima attualità. Pensate soltanto una cosa, un'azienda ha convinto 9 degli originari programmatori, ingegneri che hanno inventato, ideato Bitcoin, li ha messi in una stanza e semplicemente per averli riuniti in una stanza, ancora prima di trovare un progetto, un'idea, un qualche cosa da deliberare fra un po', bene, e hanno raccolto 13 milioni e mezzo di euro che sono stati investiti sostanzialmente su queste persone in prospettiva che costoro si inventassero un qualche cosa sui Bitcoin. Lascio poi a ciascuno la facoltà di dedurre quanto Bitcoin saranno centrali e quanto no. Dopodiché oggi i 2 grandissimi player. Questa mattina siamo stati in Facebook, al nuovo campus di Zuckerberg, costruito tra l'altro in una zona non bellissima, ma che verrà molto rivalutata proprio grazie alla presenza del campus. Ho provato gli Oculus, quegli occhiali che ti fanno fare un viaggio nella realtà aumentata, veramente molto interessante, ma soprattutto felicissimo di una cosa: Facebook si sta trasformando in una commodity, come hanno detto loro stessi, per cui una grande normalizzazione di questa cosa che per tante persone di una generazione non nativa digitale potrebbe sembrare ancora strana, ancora inaccessibile, ancora non utile per tanti settori, ad esempio quelli professionali, al punto che sarà una commodity e il mercato, soprattutto dei giovani e dei millennials, si sposterà
su altre piattaforme, tipo quella di WhatsApp o tipo quella di Instagram, che non a caso appartengono al gruppo. E infine qua siamo in Google, vedete, qua siamo nella piazza centrale, quella è la mensa, e là c'è il campo da volley, là fuori c'è il campo da calcio, c'è la piscina, fantastico. In Google qua abbiamo parlato di dati. I dati saranno veramente il carburante del domani, ma soprattutto la capacità di raccogliere i dati, di organizzare i dati, consentirà una cosa che assolutamente è fantastica. Tuttora lo fa, non è ancora adottata ai livelli che in Google sono stati già raggiunti, ma la grandissima cosa che la scienza del dato consentirà di fare è una di quelle cose alle quali l'umanità ha sempre aspirato, che è quella di predire cosa accadrà domani. La cosa che mi lascia ancora un po' sconcertato è che loro sono in grado di predire scelte che io potrei domani fare, stante le informazioni che hanno su di me, senza che io stesso possa in questo momento fare la medesima predizione su di me. La cosa è credibile, la cosa è incredibile, la cosa è anche un po' preoccupante, però io confido sempre nella bontà delle persone. Domani pausa, tra una settimana in Singularity University, Miki ci saluta perché domani parte. Ciao! È stato un prode guerriero, siate felici perché è l'unica maniera per essere innovatori, siate felici perché è l'unica maniera per essere innovatori. Yo!